Noi crediamo molto nei giovani e nel lavoro che viene svolto da queste società. Per questo motivo noi mettiamo sempre a disposizione tutto quello che abbiamo e cerchiamo anche sul territorio di trovare gli aiuti adeguati, quindi cerchiamo anche sponsor esterni, non solo noi, per dare una mano e un contributo in tutti i modi a queste società che con tanti sacrifici portano avanti i settori giovanili e li fanno crescere come merita. Quindi è sicuramente, diciamo, da parte nostra uno sforzo che facciamo volentieri. È per noi motivo di orgoglio aver sostenuto e sostenere quest'anno la società di pallavolo di Cormons nella sua avventura in Serie B2. La Banca Popolare di Vicenza fra i suoi obiettivi è quello di promuovere le iniziative culturali e sportive territoriali, quindi vicine alle persone che vivono poi il territorio. Io dal mio canto sono un'ex giocatrice di pallavolo, l'ho praticato per tanti anni, quindi questo sicuramente è doppiamente motivo di piacere per me. Siamo contenti di poter partecipare a questa trasmissione televisiva in volley che sicuramente ci permetterà di raggiungere un numero di persone più ampio di quello che potrebbe essere la sola promozione all'interno della città di Cormons. Le locali del Wolfhaus Cormons in divisa nera, allenate da Marco Relato e Fabio Bastiani, giocano con Eugenia Manià alzatrice, Gloria Dekunovic opposto, Erika Cantarutti e Cristina Medves schiacciatrici, Alessandra Bordon ed Eleonora Fuino centrali, Simona Don libero. Le ospiti delle sorelle Ramonda Montecchio in maglia rossa sono in campo con l'alzatrice Gloria Zandonà, l'opposto Silvia Chiurlotto, le schiacciatrici Rita Dallafina e Margherita Reniero, il capitano Paola Chimetto e Vanessa Bortoli centrali, il libero Alice Velardita. Il primo allenatore è Giovanni Migliorini, il secondo Andrea Copiello. Avvio in salita per il Cormons, che soffre in ricezione faticando a passare in attacco. Il Montecchio batte, difende e contrattacca con efficacia con Chiurlotto e Dallafina, guadagnando un vantaggio di 3-4 punti. Cosa stiamo a fare là davanti? Muriamo lungolinea, si può sapere cosa va a fare posto 4 a metà campo, 1-1-2. Basta piazzare la palla, è quello che facciamo, non dovevamo fare noi le altre settimane, basta piazzare la palla, casca tutto, perché oltretutto non ci muoviamo, siete lì e vi schivate. Posto 5 non ci si sogna neanche a morire di andare per terra. Le vicentine incrementano il gap sul 16-10 grazie all'efficace battuta in salto flotto della Chiurlotto e alla buona tenuta di mura e difesa, a cui seguono le conclusioni vincenti di Reniero, Dallafina e Chiurlotto. Il Cormons tenta il recupero con Bordon, Cantarutti e Fuino, ma le goriziane continuano a sbagliare troppo in attacco, lasciando cadere nel proprio campo palloni non irresistibili. Le ospiti gestiscono bene l'ampio margine, aggiudicandosi il primo set per 25-15 con 3 contrattacchi vincenti consecutivi di Rita Dallafina. Il Wolfhaus Cormons rientra in campo con l'alzatrice Clara Gallicani al posto della Manià e la centrale Martina Masotti per la Bordon. Il Montecchio innesta la quinta, piazzando subito un pesantissimo break di 8 punti a suon di muri e contrattacchi vincenti. Le ragazze di casa non trovano le opportune contromisure alle azioni delle ospiti, che imperversano in attacco con Dallafina e Chiurlotto e con la brillante Paola Chimetto. Molto buona la correlazione muro-difesa delle vicentine. Positiva la regia della palleggiatrice Gloria Zandonà, precisa nelle alzate per bande e centrali. Ragazzi, perso per perso, voglio come in allenamento. Su ogni azione si cerca il punto. Su ogni azione, non me ne frega niente, tanto cosa cambia? Coach Relato stimola le goriziane, operando una variazione tattica con lo spostamento della centrale Bordon nel ruolo di opposto per la Dekunovic, ma il Montecchio domina ed espande il vantaggio. Il contrattacco in diagonale di Silvia Chiurlotto dà l'ultimo punto alle vicentine, che vincono il secondo set con un severo 25-8. In avvio del terzo parziale, il Wolfhaus Cormons prova a contrastare le avversarie, migliorando in difesa e andando a segno con Alessandra Bordon. Il Montecchio però riafferma la propria superiorità a muro e in attacco, forte del buon rendimento di squadra e delle prestazioni maiuscole di Silvia Chiurlotto e Rita Dallafina, la migliore in campo.
Bisogna saltare per andare a muro, non saltare con le mani dietro la testa. Se salti con le mani dietro la testa e mano fuori ogni volta, basta toccarti le mani. È sempre punto loro, sempre. Sempre. Ho detto che bisogna andare in cerca del punto, continuiamo a tirare tra posto 1 e posto 6, 1 e 2, dove c'è muro lungolinea, copertura del pallonetto e posto 6 che difende, continuiamo a tirare là, sempre là continuiamo a tirare. Marco Relato modifica ancora la formazione, facendo entrare la centrale Claudia Zancarli al posto della Masotti. Poi fa il doppio cambio, inserendo l'opposto Alessia Silvestri per la Gallicani e l'alzatrice Magnà per la Bordon. Le sostituzioni non mutano il trend e anche il terzo set ricalca i due precedenti, vedendo il progressivo allungo delle vicentine che dal 9 a 5 volano sul 19 a 10, grazie all'ottima prova di muro, difesa e ai micidiali contrattacchi di Chiurlotto e Dalla Fina. Buone prestazioni delle centrali Chimetto e Bortoli e del libero dell'Ardita, sicura in ricezione, reattiva in difesa. Il match non ha più storia e il Montecchio con l'attacco di Paola Chimetto chiude sul 25 a 13 il terzo e ultimo set. Ha funzionato tutto quello che doveva funzionare, a partire dalla battuta precisa come avevamo preparato in settimana, una buona ricezione, palleggi, attacco, tutto, buona correlazione muro-difesa, direi che abbiamo dimostrato di esserci. Quest'anno il campionato è molto strano, particolare, perché secondo me non ci sono squadre ammazza campionato come l'anno scorso, il livello è abbastanza uniformato e quindi ci sono ogni weekend ci sono dei risultati un po' a sorpresa. Quindi sì, è difficile dire chi si piazzerà nelle prime 3 posizioni. Vedo un Porcia molto ben dotato di giocatrici anche di categoria superiore, però fino adesso chiunque ha perso punti per strada. Dobbiamo trovare la consapevolezza che stiamo giocando bene con le squadre di medio-bassa classifica e stiamo facendo molta più fatica con le squadre che sono ai vertici. Puntiamo per il girone di ritorno di rifarci ampiamente, visto che comunque le 4 delle prime 5 in classifica le incontreremo in casa nostra. Questo purtroppo è un periodo in cui non stiamo facendo tanto bene come punti. Le altre settimane eravamo riusciti a fare un punto con il Vispa, sembrava che le cose andassero meglio dal punto di vista del gioco. Questa sera invece si è vista una partita decisamente sottotono. A mio avviso la squadra non è così, tra virgolette, scarsa. Abbiamo le potenzialità per fare molto meglio. Inizio campionato abbiamo iniziato bene, facevamo punti, adesso per tutta una serie di motivi che anche noi non sappiamo, non riusciamo a trovare il motivo, sta andando male. E veniamo sempre in palestra con voglia, cerchiamo sempre di fare bene, oggi non girava niente, qualsiasi cosa facevamo, provavamo, non andava. Siamo unite come squadra, cerchiamo di darci in mano l'una con l'altra, adesso cercheremo di lavorare bene anche sotto Natale, che la pausa natalizia speriamo ci porti bene. Abbiamo anche il secondo turno di Coppa Italia contro Codogné che affronteremo a inizio gennaio come ultima gara dell'andata e speriamo in un ritorno migliore dell'andata sicuramente. Dobbiamo recuperare questo insieme di squadra, questa voglia di lottare, non perdere la fiducia. Sicuramente partite come quella di oggi, ripeto, dispiace farle perché dispiace indubbiamente e purtroppo capita, però insomma dobbiamo assolutamente tenere duro e guardare al futuro con fiducia. Ci aspetta un girone di ritorno abbastanza difficile. Questo lo sapevamo, anche perché avremo più partite in trasferta che in casa e si sa che è sicuramente più difficile andare a giocare in trasferta. Gli scontri diretti però sono abbastanza equamente distribuiti tra casa e trasferta, per cui sarà importante recuperare un buon rendimento anche quando giochiamo in casa.